Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi venerdì 5 agosto. Ieri, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati per intervenire in Viale Veneto a Sottomarina all'Hotel Stella d'Italia, dai cui terrazzi si stavano staccando calcinacci che rischiavano di colpire i passanti. Si tratta di una struttura ormai in disuso, chiusa da anni, sulla quale non viene eseguito nessun tipo di intervento manutentivo ormai da tempo. Si trova in una zona centrale di traffico ininterrotto, soprattutto durante la stagione estiva, e si affaccia sul centrale boulevard di Piazzale Italia, un posto di via vai di residenti e di turisti che ora trovano la passeggiata bloccata dal nastro usato dai vigili del fuoco per limitare il perimetro di sicurezza. Il gruppo consigliare di minoranza del comune di Cavarzare, come primo firmatario Paolo Fontolan, che è stato anche il vice sindaco della precedente amministrazione, ha chiesto una interpellanza al sindaco Munari, in quanto sono preoccupati per un importante ridimensionamento della presenza di uomini e mezzi per la caserma dei vigili del fuoco in pratica e sono preoccupati dal fatto che queste misure prevedono che il distaccamento di Cavarzare, unico caso in tutta la provincia di Venezia, possa avere anche dei giorni in cui sia completamente sguarnito in pratica. E quindi per questa interrogazione chiede al sindaco se eventualmente quando l'amministrazione comunale sia stato preannunciato il fatto e quali garanzie l'amministrazione abbia chiesto ed ottenuto riguardo il rapido e completo reintegro a tempo pieno dell'organico della caserma di Cavarzare, allo scopo di farla ritornare alla piena operatività nel più breve tempo possibile. Allora, premesso che sarà il sindaco Munari a rispondere appunto alle assolutamente precise e importanti preoccupazioni del gruppo consigliare, abbiamo avuto la possibilità di ascoltare qualche canale, e la riduzione è dovuta al fatto che in questi giorni, oltre alla problematica degli incendi boschivi, il Covid continua a tenere tante persone a casa. Fortunatamente non sono gravi, ma non possono essere operativi. La stessa cosa succede anche in tanti pronti soccorso, succede in alcune amministrazioni comunali, e quindi diciamo che la zona è coperta da la caserma dei vigili del fuoco di Chioggia, quella di Adria e quella di Piove in caso di emergenze forti, e comunque non tutti i giorni il personale è ridotto. Poi dipende dal tipo di emergenza. Se hai un'apertura a porte, entrano in azione, bastano tre vigili del fuoco. Per altre situazioni invece più gravi saranno senz'altro coperte dalle caserme vicine. Ovviamente a questa interrogazione risponde il sindaco di Cavarzare, ma nel frattempo, visto che abbiamo raccolto queste informazioni, abbiamo l'opportunità di girarle, insomma. Anche se Veritas ha in carico gli interventi per la disinfestazione e per il controllo delle zanzare nelle aree pubbliche, restano scoperte le aree private dove si deve comunque contrastare il proliferare dell'insetto. Tutta la comunità è quindi chiamata a collaborare per mettere in pratica misure per ridurre i focolai. Quindi i cittadini sono invitati a non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza d'acqua e, ove possibile, lavarlo e capovolgerlo, coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili. In questo contesto è fondamentale eliminare le fonti di acqua stagnante. A Venezia l'amministrazione comunale
nazionale comunica che dall'8 agosto fino al 30 settembre o comunque fino ad esaurimento scorte sono in distribuzione gratuitamente per i cittadini le confezioni di prodotto larvicida nelle sedi di Mestre, Venezia e Lido. Sarà disponibile un campione a persona. Il prodotto agisce formando una sottile pellicola sull'acqua che va a soffocare le larve e che dura per 4 settimane. Tre giorni di grande kermesse di spettacolo e musica, quelli che offrirà Sottomarina sotto le stelle nelle serate di oggi, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto in Piazza Italia. Musica dal vivo con la band degli Achtung Babies, cover band degli U2, sfilata di moda in collaborazione con Ascom nella serata di oggi, domani con Radio Company e domenica con la selezione provinciale veneta di Miss Mondo Italia. Gli eventi si svolgeranno nel Boulevard di Piazzale Italia a partire dalle ore 21-21:30. Questa sera, inoltre, a partire dalle ore 20:45, durante la manifestazione Sottomarina sotto le stelle, ci sarà la presentazione ufficiale della prima squadra Union Clodiense Chioggia Sottomarina, in vista della prossima stagione calcistica. Nel frattempo, preparandosi per il prossimo campionato, continuano spediti i lavori alla curva sud allo stadio Aldo Edino Ballarin, il settore più caldo dello stadio, pronto per tornare ad essere la casa della passione granata. L'investimento per una delle basi elicotteristiche più avanzate d'Italia per il servizio di emergenza-urgenza con decollo ed atterraggio degli elicotteri del SUEM 118 del Veneto è stata realizzata a Pieve di Cadore presso l'ospedale con una spesa di oltre 3 milioni di euro. Si chiama EMS, Helicopter Emergency Medical Service, ed è stata inaugurata ieri dal presidente della regione del Veneto Luca Zaia, accompagnato dal direttore generale dell'ULSS Dolomiti Maria Grazia Carraro e dal sindaco di Pieve di Cadore. Presenta la possibile operatività di 2 elicotteri. Una base di questo genere non si trova facilmente in giro per l'Italia, ha affermato il presidente della regione del Veneto in occasione del taglio del nastro. Ora riusciremo a partire con l'addestramento degli equipaggi per il volo notturno e a volare di notte entro 4 o 5 mesi. L'eliporto è giustamente dedicato ad Angelo Costola, una figura iconica dell'urgenza-emergenza. I lavori per questa imponente struttura sono iniziati a fine agosto 2020 e sono stati ultimati in meno di 2 anni, nonostante sospensioni legate ad eventi climatici, al Covid e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi, venerdì 5 agosto, sono all'Adriatico in Viale Mediterraneo e la Iaccheri in Via Romea, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!